Luigi Picchi, a distanza più o meno di un anno, torna a Piancastagnaio, il quarto episodio, lo inquadriamo subito, della sua creatura, di questo grande personaggio che nasce, poi ce lo dirà da dove nasce, però è il Natale, Maresciallo Casati, una storia di donne, il sottotitolo ha un significato anche. Sì, il sottotitolo ha il significato perché è il fil rouge di tutto il racconto, cioè le protagoniste del racconto sono tutte donne. Praticamente sono la stessa donna che io ho giocato in diverse donne per dare il senso unitario a tutta, diciamo, la composizione. Questa volta, diciamo, il buon maresciallo si trova a avere a che fare con un universo femminile che a lui forse è sconosciuto, però comincia a entrarci dentro, quindi abbiamo la ragazza che scompare, Elisabetta, abbiamo la giornalista Costanza, abbiamo Marisa che è poi la sua donna, abbiamo la levatrice, abbiamo due anziane signore che sono gemelle, ma una è più grande di quell'altra, una sono la maggiore, dice. Quindi e così via. C'è tutta questa serie di personaggi femminili che nella stesura del racconto hanno preso via via più forza, perché il racconto in origine doveva essere un po' diverso, però mi piaceva molto affrontare questa tematica e quindi è diventato il Natale Maresciallo una storia di donne, perché si parla tra le altre cose della violenza sulle donne. Esattamente, volevo arrivare lì, tra l'altro un anno dove questa tematica è stata affrontata un po' dai media, un po' per tutto il 2017 e viene ripresentata addirittura sotto il piano natalizio. C'è un motivo particolare? Ma perché è sempre tempo per la violenza sulle donne, quindi non c'è un motivo di stacco. Non c'è un periodo. Dice no, questa volta no, assolutamente no. C'è un periodo, c'è un fatto che prosegue, non si interrompe, tutti i giorni ne leggiamo una e così via. E però ecco, in questo racconto non è tanto la violenza come atto in sé, ma è questo complesso di situazioni per cui si determina che una ragazza non torna a casa. Certo. Per cui è più sottile, perché la violenza sulle donne è una violenza brutta, ma è una violenza sottile che nasce proprio dall'infanzia in su, dalla separazione in su. C'è solo una che si presenta a tutti i racconti e dice: ragazzi, no, si fa il Giro d'Italia con Tappini, perché se si gioca a campana vinco io. Quindi ecco, l'unica è Costanza la giornalista, che tra parentesi Costanza la giornalista è un personaggio ispiratomi da una persona che forse conosce, Catiuscia Vaselli. Certo. E lei. Bene. Quindi poi ci fu anche una battuta quando lo presentai a Siena. Molte persone uscirono dicendo: vabbè, da ora ti si chiamerà Costanza. Il maresciallo torna in quel diurno, la sua patria d'elezione. Esatto, la sua patria d'elezione. Parte di lì, si trova in un furto un po' strano, lui capisce che non è propriamente, c'è qualcosa che non gli torna, ci sono troppi errori, troppe facilonerie, non gli torna. E mentre riflette su questo furto c'è questa ragazza che scompare. E lì ci si accorge anche di un'altra cosa: quando uno scompare, difficilmente, se non si fa trovare, non si trova. Cioè, è questo, e lui c'è dei passaggi in cui patisce come una bestia, perché nonostante tutto quello che fa, non riesce a trovare, non sa dov'è. Capito? E quindi dice: ma io ho fatto questo, sì, ma questo non si trova. Dov'è? Come mai? Con chi sta? E nessuno la conosce, perché nessuno in realtà ti conosce. Quindi c'è questo. Poi c'è anche una onlus con degli extracomunitari, c'è un prete molto ardito, molto c'è tutto questo. Questa era una parte del romanzo, che siccome poi veniva avanti questi personaggi femminili mi garbavano troppo, mi ci divertivo anche a pensarli, allora poi dopo questa parte l'ho regalata alla Polizia di Stato, ecco. Così, se no diventava io un libro di 800 pagine. Sono 420, editrice Betti, ricordiamolo, editore, però si vocifera a Piancastagnaio qualcosa anche per il futuro di Luigi Picchi a Piancastagnaio. Vediamo, no? Ci sto lavorando un po' sopra. Sì, ora ragazzi, non è che però
Però se va per Castagnaro glielo chiedo, insomma. Sì, no, ci sto lavorando un po' sopra, sto vedendo un po' anche come ambientarla, come motivare un po' tutta la storia e così via. Il titolo c'è già, il titolo è Caduto giù l'Armando. È caduto giù l'Armando. Cioè si parla un po', c'è questa rocca davanti a noi, purtroppo si avrà sentito qualcosa. Sì. Il maresciallo Rosati che mi dice ma sussurra mai qualcosa, lei, Vicky? Ma no, ogni tanto me ne racconta, dice, sai, mi ricordo della volta, capito? Quindi chiacchierate tra di voi? Sì, sì, ogni tanto poi mi portano via. Bene. Sì, qualche volta mi fanno un bel certificatone e mi portano a casa. Bene, allora in bocca al lupo, complimenti Grazie, ancora, grazie, quarto grazie. episodio e Sto lavorando sul quinto. stai lavorando sul quinto. Buona serata, grazie ancora. Grazie a te.